aspettando, grazie. Chiara, moglie di Stefano Bellabona, ingegnere padovano rimasto ferito nell'esplosione della centrale elettrica sommersa di Bargi sotto il lago di Suviana nel Bolognese, è molto provata, è in partenza per Parma dove è ricoverato il marito. Le condizioni del 54enne professionista sono gravi ma stabili, come conferma il fratello Fabio, con cui condivide la gestione della ditta Impel System di Noventa Padovana. La situazione è seria, non è tragica da quello che ci dicono i medici, ma è seria. Allo stato attuale è ricoverato a Parma, in terapia intensiva, ha ustioni sul 45% del corpo, però le condizioni diciamo, generali che ci dicono in termini di lesioni interne, di cuore, pressione, eccetera, sono stazionarie. E quello che aspettiamo è che si mantengano stazionarie per quanto possibile per le prossime 72 ore. La preoccupazione è tanta per Stefano, coinvolto mentre si trovava in profondità, come l'altro ingegnere padovano Adriano Scandellari, che invece in mattinata purtroppo è stato ritrovato morto. Mi permetto di esprimere che come purtroppo siamo addolorati per quello che è successo a Stefano, lo siamo altrettanto per quelli che non ci sono più e per le persone che stanno soffrendo, perché hanno subito situazioni analoghe a quelle di Stefano e per quelli che ancora non sono stati trovati. E voglio esprimere la mia massima vicinanza in questo momento alle famiglie di tutte queste persone, perché purtroppo non ci è dato di metterci in contatto con loro, quasi tutti li conoscevamo anche personalmente, quindi purtroppo è doppiamente dolorosa la cosa. C'è un altro padovano purtroppo coinvolto che è disperso, voi lo conoscevate per caso? Sì, l'abbiamo incontrato più volte, Stefano lo conosceva, lavoravano spalla a spalla, e Stefano lavorava lì da fine settembre. Nel momento dell'esplosione nella centrale idroelettrica era al lavoro un team di grandi professionisti e in queste ore di attesa per le sorti di feriti dispersi non manca la volontà di sapere cosa sia accaduto. Era una squadra bellissima, lavorava molto bene, tutti grandi professionisti posso dire. Purtroppo cercheremo di capire nel seguito, qualcuno ce lo dirà, ci spiegherà, ci farà capire, cercheremo di capire anche noi nel dettaglio cosa è successo, ovviamente essendo molto competenti in riguardo, quindi possiamo comprenderlo molto bene. Il sindaco di Noventa Padovana, comune dove Stefano Bellabona vive e lavora, esprime vicinanza alla famiglia. Ci conosciamo perché portavamo i figli agli scout e quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sì, gli siamo molto vicini alla famiglia in questo momento, soprattutto alla moglie Chiara. È incredibile che nel 2024 possano succedere ancora degli incidenti del genere sul lavoro, cioè, è veramente inaccettabile. È segno evidente che dobbiamo ancora fare molto come istituzioni.